La Fortitudo Agrigento ci prova, accarezza l'impresa al Paladozza, ma ancora una volta è costretta ad arrendersi ai bolognesi che si aggiudicano così la seconda gara dei play-off per la promozione in A1. Al termine di una partita bella e combattuta, Pepe ha tenuto sulle spine gli avversari, provando a fare il colpaccio al fil di sirena, ma la missione non è riuscita. Vittoria dunque per la Fortitudo Bologna, che si è imposta con il punteggio di 78-72. Non credevamo ai play-off e ci siamo arrivati, ha detto il coach Franco Ciani. Abbiamo avuto voglia di giocare a viso aperto contro grandi avversari. Bisognerebbe avere attenzione prima di tacciare dei giudizi sulla volontà e sulla capacità di un gruppo a stare in campo e di giocare e lottare. Questo gruppo ha fatto cose incredibili. Abbiamo meritato di stare vicini per la lucidità tattica, peccato per il leggero calo che abbiamo avuto. Nel terzo periodo di gioco abbiamo compromesso la gara. Il finale di partita ci ha ricordato che siamo vivi in casa nostra a Secureciani, non concederemo un facile approdo a Bologna. La serie si sposta ora al Palamoncata di Porto Empedocle e dai biancoazzurri del basket che lottano per un posto al sole ai biancoazzurri del calcio che precipitano a quota zero. Un disastro senza fine in casa Acragas nella tormentata stagione di Serie C, culminata con una retrocessione quasi annunciata al Giro di Boa. Altra penalizzazione e classifica di fatto azzerata. Il Tribunale Federale Nazionale ha tolto gli ultimi 6 punti in classifica alla squadra, sanzionando la società per non avere pagato le ritenute IRPEF e contributi previdenziali relative a 6 mensilità di stipendi della stagione in corso. Ennesima inibizione per 5 mesi e 15 giorni per l'amministratore unico Silvio Alessi. L'Acras ha rischiato anche di finire con una classifica sotto lo zero, ma ha ottenuto il proscioglimento dall'accusa di non avere pagato 2 mensilità di stipendi.